Molti dei nostri colleghi danno per certo che non faranno entrare nessuno e faranno solo asporto, quindi si sa che l'asporto è comunque un 10% del fatturato normale, quindi andiamo incontro a una grossa crisi nel settore, un grosso aggravio di spese e non si capisce perché continuiamo con questa obbligatorietà nel Green Pass. Molti ristoranti e bar hanno giovato dei plateatici e del periodo estivo con cene all'aperto, escamotage che ha raggirato temporaneamente la problematica del controllo al Green Pass, ma ora con la stagione delle piogge in arrivo il problema si ripropone con dimensioni differenti. Pertanto la decisione per molti ristoratori di scegliere il male minore, optare per l'asporto. Meglio poco che chiusi, sembra il motto che alle porte dell'autunno rappresenta lo stato d'animo dei gestori, provati dall'anno di tira e molla con un rodaggio del Green Pass che ha messo in luce criticità e difficoltà del sistema di controllo. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni che non è così leggibile come si credeva all'inizio, molte volte pur avendo valido il Green Pass viene dato per nullo, per non valido scusate, per cui comunque c'è una perdita di tempo incredibile. Su ristoranti locali in cui c'è un grasso via vai si bloccherebbe il lavoro, bisogna assumere persone, il personale come si sa adesso non si trova, è impossibile trovare personale. Quindi cosa facciamo? Creiamo degli imbuti all'ingresso degli assembramenti e all'ingresso dei locali?